Bella raga, sono il comandone veneziano, allora Fioi. Siamo in Bahrain, sì, siamo in Bahrain, siamo a Baku e non ho ancora cambiato il livello perché ragazzi sinceramente mi sto divertendo, non voglio stressarmi il primo anno, cioè vaffanculo. Però ho avuto una gran qualifica, Leclerc 11esimo, io 10º addirittura, cioè la macchina va che è una bellezza e i due aggiornamenti hanno migliorato molto la squadra, il team. Allora, contro Leclerc siamo 16 a 14, quindi siamo messi bene, e con Ocon siamo 7 per noi e 5 per il porco di Ocon. Ok. Stiamo migliorando adesso, di due miglioramenti hanno portato comunque la Alfa Romeo Sauber, cioè la sento meglio, soprattutto nella tenuta, e in Canada ci arriva deportanza anteriore e riduzione del peso. Abbiamo ancora 638 punti esperienza. Buono raga, andiamo, 10° posto in griglia, alla grandissima, tempo previsto. Raga, io non so se è un bug come l'altro anno o squalifica di qualcuno, ma siamo sesti. Io mi sono qualificato 10º, però siamo sesti. Forse è stata una squalifica, spero a sto punto, con i componenti. Cioè, incredibile ragazzi, da 10º a 6º. Che bello. Forse è un bug, non lo so, l'altro non mi sembra di aver letto di un bug simile. O se no sono semplicemente squalifiche degli altri, che può anche essere, comunque altri incidenti ce ne sono stati, ma non hanno cambiato qualcosa. Il cambio, che ne so. A partire dalla sesta piazza veramente tanta roba. E Leclerc settimo. Leclerc ha perso già diverse posizioni. Dobbiamo sfruttare questo colpo di culo comendiano. Sta andando tutto alla meraviglia per il momento. Buona partenza, ottimo lavoro. Vabbè, siamo qua agli LRs perché con l'etilino che c'è sprecheremo tanto, non possiamo subito. Comunque veramente ottima partenza per il Trentissimo. Andiamo Perez terzo. Veramente qualifica incredibile, 10º posto. Abbiamo recuperato 4 posizioni per squalifiche o robe simili. Adesso qua sono dolori, però ciao. Mamma mia, mi hanno asfaltato. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme super morbide. È la prima volta che andiamo con le gomme più forti, più prestazionali, diciamo. Qua se le stanno dando di santa ragione intanto. Non posso buttarmi sul circuito, vuol dire veramente ritiro sicuro. Leclerc settimo. Questa Sauber veramente alla fine è una macchina buona, rispetto alla McLaren dell'anno scorso, una signora macchina. Beh, vogliamo qualche punto anche di lei. Comunque vado meglio senza traiettoria, incredibile, cioè. Usiamo un po' l'ERS. Siamo tutti là per il momento. Ancora niente safety car, manca solo la safety da vedere. Ok, là Leclerc erano per i maroni. Leclerc ci prova. Da adesso il DRS è consentito. Puoi usarlo nelle zone DRS quando ti avvicini a meno di un secondo dall'auto che ti precede. Ok. Adesso facciamo fatica però ragazzi, adesso si fa fatica.
Leclerc ci riprova. Il come si butta. Mamma mia, che sorpassone. Che sorpassone biblico questo. Mantenere la rivalità sia su Ocon che su Leclerc. Quest'anno è importantissimo. Tanti i primi se ne stanno andando. La sosta è prevista tra poco, Devo ricordarvi che questa volta non ho le gomme che tengono di più. Dal quarto al settimo giro. Mamma mia, abbiamo anche Bottas là dietro. Mamma mia, che grattata. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Mantieni la strategia attuale, Bottas. Ricevuto, va bene. Ora puoi rientrare ai box. Mamma mia. My god. Che duelli, ragazzi. Ok, la macchina è a posto, c'è ancora Leclerc. Lotta vera, lotta pura. La batteria ha poca carica, riduci l'erogazione delle RS. Sorry boss. Siamo ai box. Siamo stati i primi ad andare ai box, alla fine erano in difficoltà. Tra i primi comunque. Veloci. Fuori, esci ora. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Dobbiamo spingere dalla Ferrari in super fuga, siamo ultimi. Ho anticipato la sosta di qualche giro. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa alla miscela 2 al più presto. Stai calmo. Siamo senza traffico, dobbiamo sfruttare sta cosa e sperare che dopo con il traffico perdano terreno loro. Eravamo sesti. Adesso chiaramente assolutamente no una safety car perché sarebbe disastroso. Un po' rischiata ma è andata bene. Concentrazione massimale, come ho bisogno della massimale. Sette secondi da Sirotkin. Tanto qualcuno sta nei box, non tantissimi per la verità. Ok. Qualche posizione l'ho recuperata. Gomme super morbide sulla vettura dietro di te. La vettura dietro di te monta gomme super morbide. Dai, Kuma, dai. Vediamo se la strategia è corretta. Finora non ne ho sbagliata una. Tanto ho recuperato
2 secondi su Sirotkin. Abbiamo Bottas dietro, ma non pensiamoci adesso. Secondo me tantissimi andranno adesso ai box. Alla fine ho fatto 2 giri in più degli altri, ci può stare, dai. Vediamo se l'undercut funziona. Il distacco dalla vettura che ti precede è 4,4 secondi. Bottas mi supererà al 90%. Mamma, qua ho rischiato tantissimo. E Bottas sta arrivando. Oh, nessuno ai box comunque. Ai ai ai. Mamma mia, sarà lotta vera con Bottas. La carica della batteria è bassa. Diminuendo l'erogazione delle RS possiamo raccogliere più energia. Ok. Ok, porcone. Tanto nessuno ritiro per adesso. Gara tranquilla. È proprio Bottas dietro, però porca miseria, che sfiga, oh. Mamma mia, i muretti, fioi. Non una gran curva questa. Sento la pressione di Valtteri. Adesso anche l'erogazione è bassa, tutto basso. Non ci siamo, non ci stiamo. Dai, c'è anche Ricciardo, mamma no. 2 big così indietro non me l'aspettavo. Tanto nessuno va ai box. No good, sta roba, no good. La prossima sosta è il 15-20esimo. Mi superano entrambi purtroppo. Ok, distanza dal compagno di scuderia, 18,8 secondi. Siamo 18esimi. No, mamma mia. Tutto bene per fortuna, ma che rischio. Era chiaro, insomma, non potevo tenere il ritmo di questo, incredibile, sulla gara dove ho fatto la qualifica migliore, che in realtà è una qualifica, comunque sono qualificato 10º, non 6º, ho sfruttato i problemi degli avversari. Senza una Ferrari, forse una Ferrari si ritira, incredibile. La Ferrari che si ritira così spesso è incredibile. Raikkonen fuori. Safety car non entra purtroppo. Bandiera gialla. Ciao Kimi. Aumentiamo l'ERS che... Anche Hülkenberg sta arrivando. Stiamo facendo fatica adesso. Si fa fatica adesso.
Gara non facile, safety car in pista, safety car, finalmente arriva la prima safety car, finalmente, più che altro perché volevamo vederla. Non so se è successo, probabilmente un rallentamento, qualche macchina ha forato, non c'è un ritiro. Va bene anche i box in questo giro. Ok, possiamo farti fermare a questo giro. Solo che non chiaramente. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Conferma modifica. Va bene. Buono, adesso bisogna... Cioè, perderemo tante posizioni, ragazzi, io ve lo dico questo perché... purtroppo è arrivata la safety car proprio nel momento che ho attraversato la linea. Però calma. Dopo potrò fare Riduci la un paio velocità, di giri a il bomba. delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Comunque qualcuno ha le soft, non le super soft, quindi andrò di super soft. Ti stiamo aspettando, rientra Sì, a questo arrivo. giro. Andiamo ai box. Ok, box. Che adesso sono andati ai box tutti stanno sfruttando la safety car. Vai ora. Saremo molto indietro però, raga. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Ok. La lotta e il Cume deve fare qualcosa di buono. Mamma mia. Vai. No, è pazzo il Cume, è pazzo. Crazy Cume. Ho rovinato un po' l'ala, ma puttana miseria, si può essere più cretini, sempre. La tua ala anteriore solito è errore danneggiata. cumendiano. Non spingere di troppo quando esce finché non la car. ripariamo, non peggioriamo la situazione. Purtroppo non abbiamo tanto tempo qua, un gran sorpasso. Sfruttiamo la miscelotta, sfruttiamo tutto, chi se ne fotte. Il distacco dalla vettura davanti è 1,7 secondi. Vacci piano, l'auto non può sopportare Purtroppo altri sia danni del Ocon genere. che il buon Leclerc sono davanti a me. Io ho la macchina come che sento che ha delle piccole sbavature. Sono colpa mia se sono pirla, cioè nel senso. Dobbiamo dare tutto a Fiori. Per entrare nella fottutissima zona point. No! Mamma mia! Un pazzo la guida, è tornato il Cume pazzo, Fiori. Ah, Dio Cristo, tutte e due, sia la destra che sinistra leggermente danneggiata. Mo si riescono a sorprendere in pieno questa, ai ai ai. Vabbè. Tanto vai box su Hülkenberg. Se lo sapevo, ma cazzo, tanti sono andati ai box. Ho problemissimi, raga, ho problemissimi. Ai ai ai. Ho problemissimi, non ci credo, non ci voglio credere. Perché sono così un pirla. Il Bottas mi supera sicuro. Mamma mia Valtteri. Devo frenare prima, se no vado a muro.
Cuba è troppo pazzoide però, Meno male che Hülkenberg ha sbagliato strategia con la safety car, perché ha fatto bene a tenere sto livello, vaffanculo. Il livello storico del Kuma, teniamolo per questa stagione, va. Sulle gare dove sono favorito farò bene, su quelle dove sono sfavorito, facciamo così. Mamma mia, qua ho rischiato anche l'avvertimento. Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,6 secondi. Qua è il problema grosso. Mamma mia. Non posso tenerlo tanto Valtteri purtroppo. Anche ciao. DRS consentito, ripeto, DRS consentito. Devo lottare. Bottas mi supera. Ragazzi, siamo 11esimi purtroppo. Era normale, era chiaro, non potevamo tenere. Tanto c'è un ritiro, speriamo uno davanti. Bandiera gialla. Chi è uscito, cazzo? Forse uno davanti, forse uno davanti. Non ci credo, Leclerc era terzo, incredibile. Beffa, per carità, da una parte è meglio perché è il mio rivale. Siamo in zona punti di nuovo, ma era terza, era un podio per la Sauber, Alfa Romeo, non ci credo. Però siamo decimi, siamo di nuovo in zona punti. Anche se mi ha superato Ricciardo. Non ce la faccio più però, raga. Non riesco più a tenerla con l'alettone preso così. Charles deve ritirarsi. Peccato, era terzo, cazzo, che sfiga per lui, mamma mia. Guardate la macchina, è distrutta anche oggi. No, non sarà un'impresa arrivare fino alla fine, altri 2 giri mancano dopo questo. Devo frenare tanto prima perché sennò vado a muretto secco. Final lap, final lap. Oh, la macchina distrutta, la macchina distrutta. Guardate che roba. Non la tengo più. Il tirino finale sarà da piangere, ve lo dico. Sarà quasi impossibile tenere. Devo andare piano, ragazzi, perché sennò becco il muretto. Il serbatoio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. Stai zitto. Ok, e adesso mi gioco tutto qua. Sainz è vicinissimo, Sainz è troppo vicino. Si prospetta la beffa delle beffe. E si prospetta il beffone. Io ragazzi, qua devo bloccarlo in tutti i modi, non mi interessa. Ce la fa. Ma vaffanculo, va. Ok, prendi la gomma e portala prendi a lo casa. sto cazzo, prendi. Fuori dei punti all'ultimo secondo. Ed eccoli che salgono sul podio, da qualsiasi parte nel mondo, le bandiere Super con il beffa. cavallino. Anche non voglio vedere niente. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Ottimo risultato per Valtteri Bottas, che stacca i suoi inseguitori per il primo Peccato. posto. Luca Filippi, Era Bottas. secondo te chi è il pilota del giorno? Ovviamente Fernando Alonso. Possiamo dire che stai andando al di là delle aspettative, no?
Pensi di essere stato fortunato a non finire la gara con quell'incidente? Rapporto se ne accorgerà. Ti ringrazio. Sì, ragazzi, qua posso, come si dice, negoziare un contratto con l'Alfa Romeo. Io sto ancora qua, chiaramente posizione di qualifica prevista. Io metterei comunque 18esimo. Posizione in gara prevista. Secondo pilota, obiettivo di... no, anzi, primo pilota, obiettivi scuderie. Possiamo mettere anche medio. Bonus gara. Beh, posso anche permettermelo. Tempo di miglioria minore diminuito una settimana. Teniamo così. Sviluppo simultaneo. Mi basta così. Efficienza pit stop. Ok. Ok. La nostra proposta è stata accettata. Perfetto. Il nuovo contratto entrerà in vigore a partire dal prossimo weekend di gara. Siamo primo pilota, perfetto. Ho migliorato gli obiettivi scuderia così magari mi danno più punti, spero. O comunque l'ho fatto per avere altre cose, soprattutto volevo percentuale bonus gara e pit stop, robe così. Perfetto, perfetto. In verità siamo 19-17 in vantaggio e qua 7-11. Raga, sotto il comandante veneziano, sto godendo. Ciao!